Bene, allora buongiorno a tutti quanti. Io sono l'assessore alla cultura del comune di Susegana. Vi auguro un buon giorno e un buon libro in cantina. Questa è la nostra 18ª edizione. Vi porto i saluti da parte di tutta l'amministrazione comunale e non porto via altro tempo. La presentazione sarà sicuramente meravigliosa e introduco l'autore Fulvio Ervas. Buona giornata a tutti. Grazie mille. Buongiorno anche da parte mia. Io mi chiamo Paolo Cagnan e sono il condirettore della Tribuna di Treviso e degli altri giornali del nostro gruppo editoriale qui in Veneto, Il Mattino di Padova, La Nuova Venezia e il Corriere delle Alpi. Ringrazio di molto Filiberto Zovico, il comune. Tornare a Susegana è sempre spettacolare. Magari una redazione distaccata, non so, una parolina si può metterla. Tanto con lo smart working miglioriamo un po' la rete, però una volta che la rete è a posto noi ci siamo volentieri. Questo è un signor libro. Io dichiaro subito che sono un fan sia di Fulvio che di Stucchi, però la produzione letteraria di Ervas ovviamente non può in alcun modo essere ristretta alla sia pur fortunata serie, e quindi sono un fan di Ervas a tutto tondo, diciamo così, e quindi dichiaro subito la mia partigianeria, così non ci sono equivoci. Non solo, questo è un signor libro, l'ho letto molto volentieri. Ero indeciso tra la tentazione di divorarlo e la tentazione di centellinarlo, che è sempre un po' un dramma del lettore, e ho deciso di centellinarlo, non solo perché la trama è bella complessa, un meccanismo veramente costruito, ma anche perché la scrittura di Hervas è tale da essere assaporata, cioè io la definirei una lettura slow, cioè anche se c'è il ritmo della lettura che ti fa andare avanti, questa scrittura è una scrittura che ha molti registri. Io non sono un critico letterario, sono un mestierante, però leggo e mi piace molto, quindi vi restituisco delle sensazioni da lettore, non da critico letterario, cosa che non sono. I registri della scrittura sono diversi, c'è il malinconico, c'è il positivo, c'è il sorpreso, se volete c'è anche un po' l'ingenuo, il finto ingenuo, ci sono molte cose dentro a questi libri. E mi piace essere qui a dialogare con Fulvio, perché abbiamo intrecciato un cammino insieme anche dal punto di vista giornalistico. E devo dire, lui mi ha un po' deluso, perché qualche mese fa, quindi avrà tanto tempo per fare tante altre cose, quindi questo è positivo per tutti noi. Però insomma qualche mese fa mi ha invitato al Canova, dove insegnava fino a fine anno scolastico, per parlare con i ragazzi del mondo dell'informazione, del digitale, delle tecnologie. E insomma l'ho visto che prendeva appunti e dico, beh, insomma è tanta roba, cioè Hervas che prende appunti da quello che dico, e in qualche modo mi aveva spoilerato che forse avrebbe usato qualcosa. Quindi ho letto il libro con avidità e invece niente. Niente, cioè non ha usato niente, neanche no. Difenditi. Così, aspetta. Però faccio c'è un personaggio, dico, che si chiama Luca Cagnan, che è l'alter ego, insomma, è, non so se posso usare la parola riconoscenza, per esempio, no? Che è il riconoscimento, diciamo così, di un incontro che insomma, con questo signore qui, che è stato un'intersezione tra punti di vista del mondo, che ho molto apprezzato, molto stimato, e che ha fatto a un certo punto una cosa che davvero molto apprezzato, perché insomma
Un po' tanto, poi mi uccidevi al terzo capitolo. Che cioè. Lui mi dice questa cosa qui, no? Tu stai scrivendo per la tribuna è una cosa rarissima, tutti si possono. E io questa cosa qui, la detta vis-à-vis, no? L'ho umanamente apprezzata, tanto che, siccome io non progetto mai di libri, il nome Luca Cagnan è venuto fuori così. Lascio, sì, buon, perfetto. Ecco, scusate. Quindi è venuto fuori così. Cioè è il... Al di là di questo, l'elemento è che Fulvio scrive per la tribuna perché io leggevo alcuni commenti che faceva su Facebook. Ora, commenti su Facebook sono una roba, il giornale è un'altra. Per fortuna ancora, per poco, ma è così. Però, e questo è un elemento che in realtà sembra laterale rispetto a questa chiacchierata, ma è decisivo. Cioè, c'è un impegno civile, che se volete è anche un impegno politico in senso ampio, perché tutto è politica alla fine. Fulvio ha un impegno civile molto forte che poi trasferisce con una certa leggerezza, un'apparente leggerezza che poi in realtà è molto profonda nella sua produzione letteraria. E quindi lui ha iniziato a scrivere di questioni perché lui vive il territorio, lo interpreta, e questo lo si vede anche nei suoi libri, lo si vede in maniera chiara. L'attenzione per il territorio, le dinamiche politiche, tutta una serie di personaggi. Cioè, leggendo i suoi libri si ha la sensazione di poter dare nome e cognome a qualunque personaggio e a qualunque dei pattern territoriali che noi riconosciamo. Questo mi sembra molto interessante. Però ritorniamo sul pezzo. Allora, intanto spieghiamo che questo, per i fan della serie, è uno Stucchi un po' particolare perché è nato sotto Covid. Ce la spieghi? Sì, nel senso che io avevo deciso che l'8ª puntata sarebbe stata l'ultima, che insomma c'era il mare, eravamo arrivati a Marghera, io credo che tutto ciò che insomma sul territorio veneto, no, parte dalle Dolomiti, va a mare, poi arriva su quello che è stato il baricentro industriale, ma insomma anche in senso negativo, no? L'esempio della madre di tutti gli inquinamenti, insomma, passa su Porto Marghera. Quindi pensavo di, insomma, quello che ho capito di questa terra, l'ho scritto, dopodiché appunto è arrivato il Covid, è arrivata quella che è stata la didattica a distanza, che è stata impegnativa, insomma, chiunque abbia o insegnato o avuto figli a scuola sa che è stato un periodo complesso, e avevo bisogno di una compagnia letteraria, ma una compagnia poi in realtà mentale, fisica, che fosse, come io credo che sia, insomma, un po' ironica, un po' divertente. Quindi è stata una forma di medicina, magari di lieve medicina, no? Che ho usato per attraversare questo periodo che è stato, insomma, duro, e devo dire che Stucchi era seduto lì, poi in realtà nella forma di Battistone purtroppo, perché Battistone insomma ha segnato per colpa di Antonio Padovan, che è lì che è il regista di Finché se proseguo c'è speranza, che è colpa sua. Ho visto alcune interviste in cui tu dici, e questo è molto interessante, no? Il rapporto fra letteratura e cinema. Insomma, praticamente ho letto che tu dici, io quando ho creato Stucchi ovviamente ce l'avevo nella mia testa, e la testa è tua, quella dell'autore, e poi è bello che poi i romanzi scappano via, per cui ciascuno può interpretarlo come vuole, è il bello della letteratura, no? Ciascuno lo vede anche fisicamente come vuole vederlo, e questo è bello. Poi a un certo punto arriva lui e decide che è Battistone, e questo cambia non solo nella percezione del lettorato, ma anche nella tua. Assolutamente. Cioè tu non l'hai pensato così, ma a un certo punto ti sei dovuto convertire. Tu pensa che ho dovuto abolire da tutti gli Stucchi questi futuri la frase: l'ispettore Stucchi si alzò velocemente e corse verso la porta. Questa me l'hai tarpata per sempre. Che prima, insomma, che insomma è un riflessivo. Quindi. Sembrano scritti per una sceneggiatura, posso dirlo? Cioè, dov'è la serie? Così in sala. Vengono così. No, noi speriamo invece di fare
Arriva, serie? speriamo che arrivi, non io, ma ci stanno È lavorando. una notizia. È una notizia nel senso che lavora con la Rai, che è lentissima, ma insomma, spero che... Anche Allora, perché è un modo di raccontare il Veneto che manca, secondo me. perfetto. Allora, torniamo un attimo a questo libro. Allora, abbiamo capito che il Cotè è mentale, come dire, più che fisico, è diverso. Proviamo a raccontare un attimo la trama, però io ti fermerò perché lui ha la tendenza a spoilerare. Quindi alla fine dice, e poi l'assassino, no, fermo. Ogni volta. Allora, scusate, qualcuno l'ha già letto ad alzata di mano? Perfetto, non fate la spia, siete pochi, non fate la spia. Agli altri lo consiglio vivamente. Allora, proviamo a dare una pennellata. Alcune cose da dire, l'autore sei tu. Una quarta di copertina senza... Durissima. Allora, la prima cosa è che questo come tutti gli stucchi, nasce senza nessuna idea di dove andrà a finire. Cioè io non posso scrivere con un progetto, no? Quindi io mi metto lì e naturalmente ho letto cronaca prima, cioè il materiale che è nella testa è in gran parte il lavoro di cronaca che costantemente, in particolare sulle questioni ambientali. Quindi io in particolare seguo i giornali locali, in particolare la Tribuna, insomma, spoiler, insomma, una marchetta fatta così. E non lo pago neanche. Cioè, fatto così, Sì. però questo è, come dire, è il rumore di fondo. Dopodiché io mi metto lì e non ho la più paia di chi morirà, che cosa succederà, eccetera. Quindi cresce e anche i personaggi crescono mentre scrivo, no? Detto questo, è venuto fuori come bisogno di raccontare due tipologie di imprenditori, no? E quindi ci sono due poli da questo punto di vista narrativo, quindi in qualche modo l'imprenditore che è quello che, insomma, che apprezza la bellezza e l'altro che è quello che mangia tutto, lo squalo, per cui c'è un imprenditore che è convinto che quando lui muore il mondo continua, come dovrebbe essere, e quello che invece è convinto che quando muore lui il mondo non esiste più, quindi bisogna mangiarlo prima, no? Che sono i due poli con cui abbiamo gestito il territorio in questi decenni, no? Con una predominanza degli squali. Questo va detto, questo è un territorio che è stato squalizzato, no? In alcuni posti moltissimo, in alcuni posti meno. Porto Marghera moltissimo, per esempio, no? Alcune aree del Padovano, del Vicentino moltissimo, qui un po' meno, no? Però su questo si può ovviamente discutere. Attorno a questo c'è un omicidio, come dire, nel presente subito, e c'è un omicidio, fermami, del passato, e quindi Stucchi si trova a dover lavorare su un omicidio nel presente e un omicidio nel passato. Le due cose sono in qualche modo, insomma, rapportabili o intersecabili, e quello che fa Stucchi è, lavorando nel presente, arriva anche al passato. Però tu hai detto una cosa che non sapevo e che un po' mi sorprende, cioè il poliziesco, perché di questo parliamo, è un meccanismo, deve essere un meccanismo tecnicamente perfetto, dove alla fine tutto combacia. E voi lo sapete anche come dire, dai film che sono quasi sempre trasposizione di romanzi riusciti. Poi spesso i film non lo sono, per cui c'è sempre il paragone più bello il libro, però insomma sono quella roba lì. Allora io mi chiedo, qui ad esempio il meccanismo è piuttosto complesso. Io al contrario tu non spoilerò, ma insomma in genere questo tipo di libri hanno alcuni pattern, no? Cioè uno è quello delle storie parallele che non si incrociano, per cui c'è una storia primaria e una storia secondaria, e questo consente anche di dare ritmo e azione alla lettura. Poi ci sono delle storie solo apparentemente parallele che trovano un punto di congiunzione, diciamo così, lo scioglimento finale. Questi sono alcuni schemi abbastanza ricorrenti che tecnicamente si conoscono, perché poi io dicevo ieri a Fulvio, la tua scrittura è creatività, ma è anche tanta fatica, cioè è artigianato puro, è un lavoro d'orologiaio, e dei vari settori letterari quello del poliziesco è molto di più un lavoro da orologiaio, perché alla fine tu dissemini di elementi che in inglese si chiamano red herrings, cioè quelle cose che ti ricordi, ah ecco era mancino, quindi ecco perché, quegli indizi disseminati lì che ti restano nella testa, che solo il lettore più scafato dice, ah qui c'è un warning, qualcosa che poi ritornerà, che però fluiscono così e funzionano anche nella sceneggiatura dei film. Questo meccanismo così complesso male si concilia in apparenza con quello che hai appena detto, cioè che
parti e non sai dove andare a finire. Cioè io mi immaginavo uno studiolo dove tu hai tutta una serie di fogli, di incroci, di cose varie, in cui parti quasi dalla fine per andare a ritroso. Allora la domanda è: se non è così, come fai poi a ricostruire quella complessità di trama? Allora io penso, naturalmente perché sono geniale, quindi grazie insomma, no, perché sono caotico, perché sono fatto così, nel senso è proprio una forma mentis, no? Naturalmente, come sempre, credo che insomma lo sai, a scrivere si impara, no? E anche a fare i gialli si impara. Quindi probabilmente questo era poco presente nei primi stucchi, per cui le storie erano molto più, come dire, semplici, credo, insomma. E crescendo si riesce a gestire meglio le informazioni, no? E quindi poi intrecciarle. Potrebbe essere anche un colpo di culo, nel senso che è andata così, il prossimo sarà un disastro e non lo so. Questo è andato così perché avevo proprio bisogno, probabilmente anche qui, no? Alle volte in ogni libro c'è una componente contingente di stato d'animo, di periodo storico, di fase, no? Questa è una contingenza in cui viviamo anni molto complessi in cui accadono molte cose e può essere che insomma degli scrittori, se non dei lettori, colgano molte cose e riescano a intrecciarle, no? Probabilmente è stato influenzato da questo tipo di contesto. È andata bene. È anche vero che poi il lavoro di correzione, cioè fasi di editing, con un editor molto spietato e sterminatore, come quella con cui lavoro, poi il lavoro è molto... Io mediamente impiego 1000 ore di battitura, 1000 ore di lavoro su un libro e 2 mesi molto stressanti di correzione, su cui, come dici tu, molti dettagli vanno rimessi a posto. Vorrei spezzare una piccola lancia in favore degli editor, che sono questi Utilissimi. personaggi fantasma che riescono a trasformare un libro incasinato, sconclusionato, con molti difetti, in un piccolo gioiellino. Ora ci sono, fra le molti doti di Fulvio c'è sicuramente anche l'umiltà, cosa che vi assicuro non è una dote così ampiamente diffusa nel mondo degli scrittori. Io ne conosco parecchi e ho degli amici che sono amici, ma che insomma sempre sul piedistallo. Non c'entra la qualità della scrittura o il successo, sei così o non sei così. Per cui, il successo non ha dato alla testa a Fulvio, ma, il lavoro degli editor è un lavoro sotterraneo. Io ho avuto a che fare con alcuni di loro e l'effetto backstage che ne deriva è stupendo, cioè ti dicono che ci sono degli autori, non faccio nomi, ma degli autori, che hanno i bookseller, che vendono tantissimo, che hanno redazioni di 5 o 6 persone che gli fanno il libro, loro firmano, ma insomma, c'è un lavoro micidiale dietro e quelle sono vere e proprie redazioni. L'editor è quello che in genere ti salva, perché va a sottrazione, non ad aggiunta. Cioè, le operazioni migliori sono quando togli qualcosa, non quando aggiungi. In genere c'è sempre qualcosa di troppo e ti accorgi nel meccanismo stupendo che è la parola e una parola dopo l'altra a formare la frase, che togliere le cose è sempre una sofferenza incredibile, no, perché sono tue, le hai partorite, hai fatto una fatica, per te è tutto fondamentale. Mi ricordo che in un libro mi vennero tolti addirittura 3 capitoli interi. Ma come un capitolo? Togli una frase, non un capitolo. Sei tu matto? No, no, un capitolo. Vedrai che va via liscio. Ma non è inessenziale, se l'ho fatto vuol dire che serve. No, questa è la saggistica, quindi è ovvio che è un po' più facile, no, capitolo di un romanzo, insomma, se togli il capitolo vuol dire che hai sbagliato mestiere onestamente, però nella saggistica è più facile. Vedrai che è più fluido, sono informazioni didascaliche che non servono, che rallentano il ritmo. Oh, avevano perfettamente ragione. È vero che gli editor tolgono, no? La mia in particolare, ma che è una cosa fondamentale, non ci rendiamo conto, no? Che sempre c'è bisogno di qualcuno che guardi da fuori le cose, no? Cioè l'oggettivizzazione di quello che fai. Perché è chiaro che se resti soltanto nel tuo mondo c'è un'autoreferenzialità che è narcisismo puro, se non deforme come narcisismo, che insomma, narcisisti in questa epoca siamo tutti. Per cui il bravo hater è quello che ti dice questa pagina non funziona, ma adesso devi metterla a posto. Tu poi devi farlo tu il lavoro. Il bravo hater non è uno che ti scrive, cioè non stiamo parlando di ghostwriter,
di cui questo paese è pieno, perché insomma il 99% dei grandi nomi o dello spettacolo, eccetera, hanno un ghostwriter che anche il nostro amato presidente si è fatto aiutare. Io l'ho letto il libro di Zaia, quindi ho visto la mano, ma è giusto che sia così, perché non puoi pensare che uno che fa altro improvvisamente Cioè diventa gliel'ha scritto scrittore. Salvini, stai dicendo? No, fortunatamente per lui, ma quindi, però senti insomma quando sono le gocce di colla che tengono insieme la pagina, no? Perché è questo che fa. Dopodiché il bravo e qui hai che lo sottovalutiamo, io credo che nessuno oggi, nemmeno di grandi, possa fare un buon libro senza un bravo editor, no? Perché non abbiamo più il tempo di fare. Questo non vuol dire che tu non sei più o meno bravo scrittore, perché l'editor è uno che non sa scrivere libri. L'editor non ha mediamente grandi capacità immaginative, no? Però è un grande come annusatore di che cosa è, come dire, non solo tuo ma anche degli altri. No? Quelli che dicono che scrivono i libri per sé mentono. Il libro è sempre, quando lo pubblichi, il libro è sempre un oggetto che tu dai agli altri, che devi pensare agli altri. No? Poi c'è uno scrittore che pensa, cioè sente gli altri, quindi interpreta. Poi il libro può essere basso o alto, ma ha sentito in quel momento una contingenza, un mercato, chiamiamolo così, no? E l'editor lo accompagna. C'è quello che magari ha competenze e si sta guardando allo specchio e racconta. Il bravo editor è quello che dice sì, bellissima questa tua immagine, no? Ma il mondo è altro, no? Il mondo è degli altri, perché il mondo è sempre degli altri. Quindi c'è un po' l'autore che è quello che mangia la caramella e butta per terra la carta perché il mondo non è cioè il mondo è suo, quindi a carta è sua, e c'è quello che invece è convinto che compra la caramella, si tiene la carta perché il mondo non è suo. Quindi la cartina è sua, ma il mondo non è suo. Gli autori un po' sono così, quello che hanno una visione del mondo che è fatto dagli altri, quelli che invece, insomma, la visione è che il mondo è tutto suo e tu devi andare a attingere il loro mondo. Un bravo editor fa da interfaccia. Senti, quando leggo i tuoi libri, soprattutto una sensazione di una navetta, una specie di andata e ritorno, cioè tu hai detto leggo la tribuna ovviamente e traggo sulla tribuna e traggo spunto. Poi io leggo i tuoi libri e traggo spunto e dico però questa cosa qua non l'avevo letta così ed è interessante perché non tutti gli scrittori interpretano la realtà e tu lo fai assolutamente ed è un'interpretazione anche molto invasiva se vuoi. Eh, Poi succede che noi che siamo fagocitati dal real time, ormai è vecchia una roba che ha 3 ore, no, è un delirio nel quale noi siamo immersi, anche perché non funzionando più il modello classico di giornalismo, dovendoci spostare sul digitale perché il cartaceo, insomma, sta facendo una brutta fine, siamo anche noi completamente avviluppati in questo mondo incredibile in cui tutto si brucia a una rapidità, pazzesca e il paradosso, uno dei tanti paradossi di quest'epoca è quella che proprio in questo momento in cui tutto scorre velocemente dovresti fermarti, pensare slow e riflettere ed è una contraddizione fortissima perché invece questo mondo ti spinge ad accelerare di continuo e quindi è ancora più difficile ma è ancora più necessario. Quando leggo il tuo libro ci trovo delle riflessioni e dico porco cane, questa cosa era così, non l'abbiamo interpretata, ma perché è giusto, sono gli occhi dello scrittore, però questa è una specie di navetta, non torna indietro, nel senso che poi è difficile che si possa dire però quello spunto era interessante, lo riprendiamo. Perché? Perché è tutto pantarei, ma pantareissima, cioè velocissima, non se ne esce. Quanti di voi sono della provincia di Treviso? Va bene, allora, Skei, va bene? Però Skei di Marca, non Skei Veneto. Raccontami un po', tu hai detto ci sono questi 2 personaggi, no, lo squalo e il mecenate. E noi li abbiamo conosciuti in questo romanzo, sono diciamo un personaggio molto vivido e l'altro diciamo molto più fantasmatico, molto più se vuoi ideologizzato, molto più non macchietta, ma personaggio che noi possiamo applicare a n situazioni. Cos'è questa roba qua? Allora, faccio una piccola, perché mi hai dato come sempre una suggestione, no? Probabilmente il meccanismo per cui
come dire, sedimento, filtro delle cose, perché io taglio gli articoli della Repubblica, scusami, della Tribuna, piuttosto che mi è sfuggita. Insomma, la concorrenza... Eri andato benissimo, No, eri no, andato no, benissimo. perché la Repubblica oggi mi sono soffermato Comunque sulla... dai, era peggio il Corriere, vabbè. Sì. È una gara, una gara. No, ma peggio perché siamo parenti, mica per qualità. Allora, ritaglio, no? Faccio questo lavoro di ritaglio, no? Che ovviamente è ingombrante, e tu scopri che quando ritagli e leggi anche mesi dopo, no? Ho accumulato più informazioni, no? Per cui è chiaro che tu sei costretto a usare X informazioni contingentemente, no? Io riesco a vedere una traiettoria quando dopo 8, 10, 12 mesi, alle volte anche articoli di qualche anno, cioè tu poi hai seguito con la cronaca, capisci la tua partita e vedi la dinamica del processo. Per cui poi tu racconti, è chiaro che ho un vantaggio oggettivo rispetto, non una superiorità, il fatto che lavoro sul materiale del fenomeno che è mosso, no? Quindi a questo punto è inevitabile. Dopodiché, questa forse è la prima volta che racconto davvero prendere ogni trucco ambientale, e quindi lavoro sugli effetti e non ragiono mai, cioè non è che non ragiono, sono dietro le dietro, insomma, che ne so, quando ho fatto i turisti a Venezia, eccetera, no? Qui invece ci sono due nomi e cognomi, perché due nomi e cognomi, insomma, nascosti. Perché a un certo punto credo che nel prossimo noi siamo, ovviamente in Italia non abbiamo, come dire, nessuno che difende l'ambiente. Questa è una terra, no? Questa, ma l'Italia, in cui siamo tutti criminali ambientali, perché abbiamo una pressione demografica talmente forte, storica, che non potremo mai essere danesi, norvegesi, no? Perché 10 milioni di abitanti su un territorio enorme, la pressione singola e bassa, noi abbiamo riempibile, abitabile, no? Pensate alle Marche, che sono al di là non puoi sapere il giorno in cui piove così tanto, non prevedere che quella è un'area, non ci siamo con la testa, no? Se tu costruisci un fiume, anche te vuoi laurea in geologia, no? Quindi da questo punto di vista, allora io credo che, insomma, forse anche Stucchi un po' ha fatto un passo avanti, no? Comincia a dire che ci sono due partiti, no? Che sono economici, che sono anche concettuali, di visione. C'è qualcuno che mangia e fa profittino, non restituisce, non mangia tutta la collina, e c'è quello che la collina la spienerebbe. Io, perché è una risorsa, è un'imprenditoria che ci moriamo tutti fra poco, loro compresi, lasciano quello che l'ha. Questo non solo è una visione miope, no? È quella che produce più danni quanto produce ricchezza. E quindi secondo me va evidenziata, e poi decideremo cosa fare. Noi sappiamo quali sono i motivi storici non giustificabili, ma in parte comprensibili, che hanno portato il Veneto a mangiarsi fuori tutto questo territorio, i motivi per cui siamo in vetta al consumo del suolo. Quei motivi però dal punto di vista meno, però nel frattempo non è affatto cresciuta una visione del territorio, siamo d'accordo? Sono d'accordo completamente. A noi manca proprio la capacità di, forse in qualche modo quello che ha avuto per certi aspetti la Serenissima, cioè il fatto che tu non valuti le cose del bilancio annuale pure dei 5 anni di attività di una legislazione, insomma, amministrativa, no? Tu prevedi nell'arco di decenni, se non di molti decenni. Questa capacità che un po' abbiamo perso,
questa è la domanda, tu hai un Veneto che ha apparentemente 1000 scuse per adottare le scorciatoie nel momento in cui si sente vessato dallo Stato, e le tasse, e la burocrazia, e la lentezza, e come faccio di qua e di là, arriva il signore che dice faccio tutto io. Allora il problema è, nell'anno domini 2022, una situazione oggettiva di che fa risalire anche la fortuna elettorale della Liga Veneta e tutto il fenomeno via da Roma, eccetera. Cos'è oggi quella cosa lì? Cioè, c'è ancora lo Stato che lavori per mezzo anno per pagare le tasse, che ti ammazza con la burocrazia, che ti richiede un impegno incredibile, per cui alla fine ti senti moralmente giustificato a fottere lo Stato? C'è ancora quella roba lì? Questa è una domanda complessa, a cui non so se è una risposta o una sensazione, no? Qui siamo, allora, questa è ormai un'epoca di mezzo, no? Quindi io non so come, insomma, come sedimenteremo quello che sta accadendo, no? Perché ci sono dei cambiamenti importanti, geostrategici importanti, quindi insomma, io credo che come dire, torno questa è una regione, in qualche modo, come potremmo dire, una sorta di interessante campione perché siamo una regione ovviamente che ha una forza economica notevole, ed era l'unica, se vi guardate bene, l'unica regione d'Italia che ha avuto, questo racconta di noi, una frontiera mobile, perché l'est, no, quando c'era prima la Jugoslavia, insomma, quello è e ci crea da un lato, ci ha sempre creato da un lato, no? Che cosa accadrà, no? Quindi viviamo molto nel presente, perché non sappiamo come va a finire, no? E quest'idea che è storica, che siamo assediati dagli altri, no? Siamo anche una regione, ma un po' questo gli italiani, che è sempre colpa degli altri. Cioè un elemento genetico all'interno della nostra testa che è tipicamente italiano è che è sempre colpa degli altri. Cioè noi siamo senesi neris europei, no? Che è un errore, proprio un errore di atteggiamento, no? Perché ti rende difficile capire che in larga parte Porto Marghera nasce da qui, lo Stato ci ha giocato, ma insomma, nasce da qui, che Trissino con i FAS nasce da Marzotto, poi insomma, arriva la Mitenice, arriva Mitsubishi e Eni, no? Ma le principali attività, la deforestazione, le monoculture eccessivamente, come dire, nascono da qui, nascono l'idea di come noi gestiamo questo territorio. Qui da un lato, mentre noi dicevamo allo Stato, non è che poi, come dire, il nostro comportamento fosse un comportamento che sulla terra su cui metti i piedi è stato, come in alternativa alle carenze dello Stato, però noi gestiamo in maniera meravigliosa la nostra terra. Questa è la narrazione, perché non è così. Cioè noi siamo narrati, lo Stato 6 mesi all'anno ci cosa, dopodiché l'atteggiamento è stato però quello che abbiamo ce lo ciucciamo, indipendentemente dalla durata del bene stesso, no? Questa è una terra che ha, oggettivamente, pensate, la perdita della qualità delle acque, se ne dico una che potrebbe essere un altro tema, no? Se uno fa un'analisi della qualità biologica dei fiumi del Veneto, sono dal punto di vista biologico perduti, no? Perché è cambiata la struttura ecosistemica, eccetera, il Po in particolare. Anche questa non è mica colpa dello Stato, o la qualità delle acque del Piave, no? Di cui raccontiamo, lo dico sempre, il Piave, no? Che è il fiume sacro della patria, ha visto il cambiamento della propria struttura acquifera in 40 anni, 50 anni in maniera nettissima. Per fortuna che era il luogo sacro alla patria, no? Voi andate da sopra 90 fino oltre San Donà, l'acqua, io l'ho vissuto, erano i Caraibi, no? In cui aveva un ecosistema incredibile, ed è un'acqua reflua. Tutta la rete reflua delle bonifiche, fango. Si faceva il bagno nei canali della zona di San Donato. Io facevo il bagno nei canali. Oggi i canali sono fogne, no? È colpa dello Stato, è perché abbiamo pagato troppe tasse, no? È per questo che abbiamo fatto questo al nostro territorio. Perché uno dice sì, siamo oppressi dallo Stato, siamo un'entità, come dire, tra virgolette, nazionale, a maggior ragione ci tuteliamo la nostra, come dire, la barca in cui navighiamo. Zero. Siamo, rispetto alla nostra terra, quello che noi pensiamo che lo Stato sia rispetto a noi, cioè dei predoni.
e lo abbiamo fatto su larga scala. Sta cambiando i tempi un po' sì, perché io per esempio a scuola i ragazzi sono i ragazzi veneti, quindi sono sicuramente ambientalmente più sensibili. Cioè le questioni ambientali di un ragazzino di 17, 18, 19 anni, no? Ho fatto l'altro giorno 4 ore con le quarte e quinte elementari. Boh, i ragazzini di quarta e quinta elementare, le domande: ma perché il mio vicino di casa butta la plastica per terra? Lo chiedevano a me. Cioè, ma se tu torni indietro di 20 anni, è normale. Cioè, il ragazzino oggi, guardando Peppa Pig, non so che altro, ha interiorizzato che dove vivi deve essere pulito, che dove vivi non puoi fare cosa, che brutta che è l'acqua, o un signore butta sul fontanile i rovinassi merito 1. Cosa posso fare? Copio. Cosa vuol dire? Cioè, perché uno che fa una roba così deve ma c'è anche un bisogno che cresca, perché poi diventa, se viene su una generazione che la parte con cui sta attraversando la vita, viene su una generazione che capisce le responsabilità dei papà e dei nonni, quindi comincia ad avere un'idea diversa, di identità diversa rispetto allo Stato. Forse secondo me cresce un mondo meno conflittuale. Ma tu come ti poni in questa colpa collettiva generazionale che viene rinfacciata adesso a quelli della tua età? No, cioè me ne assumo, nel senso che faccio parte, dal mio punto di vista, insomma, mi coltivo l'orto, sto attento, macchina GPL, cerco di non essere, però non è che sono innocente, no? A scuola per 40 anni ho rotto le scatole ai miei studenti su questioni ambientali, che diventano un elemento di formazione, di educazione fondamentale. Ho cercato di dire: abbiamo un pianeta, non c'è un pianeta B. Tutta questa idea che si va su Marte è una sciocchezza, naturalmente, perché non c'è solo la possibilità nemmeno fisica, perché darà Elon Musk, cioè i ricchi, 4 ricchi, andranno a vivere su un contenitore perché l'ossigeno se lo produrranno chimicamente, perché non c'è atmosfera, quindi non c'è possibilità, no? E abbiamo questo pianeta qui, e dopodiché possiamo decidere di far fronte ai danni che abbiamo fatto, se no ce ne andiamo, come tutte le specie. Se non sono andati i dinosauri, che erano molto più bravi di noi, dal punto di vista biologico, ce ne andiamo anche noi. Cioè non è che muore il pianeta, cioè salviamo il pianeta, no, salviamo noi altri. Il pianeta si salva, i pianeti si salvano. Con noi, bene. Senza di noi, che sarà i topi, i gabbiani, i batteri, i virus, che come vedete anche in questo ultimo periodo sono abilissimi e fortissimi. Poi dobbiamo decidere se, come mentalità, uno ha un figlio, un nipote, dice: ma io voglio che mio nipote stia su questo pianeta, e come? Qui è un atteggiamento di scelta che deve fare uno. Scusate, che ore sono? Tardi, secondo me. 12:15? È tardissimo. Vola, vola. Ti faccio un'ultima domanda, poi chiacchieriamo. Abbiamo visto il Veneto dei predoni, e invece la parte bella, sana, di cui siamo fieri, qual è? Allora io per esempio, che in quel periodo del Prosecco giravo, no? Ci sono dei piccoli giovani imprenditori che facevano attività di produzione, lo dico in queste zone, in cui anziché fare 18 trattamenti stavano attenti e ne facevano 8. E già questo è un atteggiamento di attenzione. Cioè non vado al consorzio agrario, compro il VEN per chi mi ha detto da buttare, butto quel che butto, cioè no, un attimo, aspetta che ci sono 3-4 indicatori, no? Vi segnalo che per esempio a Treviso, non mi ricordo se era il Planck, ma comunque una scuola tecnico-professionale, un gruppetto di ragazzi, no, forse erano qui di Conegliano, perché presentavano un progetto, stanno ideando delle app, no? Con dei sensori applicati nei vigneti, in cui abbiamo i parametri, vedete l'ignoranza che danni fa, sapendo, cioè con dati, io posso stabilire quando l'intervento chimico è importante e quando invece è semplicemente quello che mi ha detto il consorzio agrario: butta che tanto non fa male, perché abbiamo fatto per 40 anni così, butta che è meglio buttare, no? Boh, lì era l'ignoranza, no? La conoscenza fa sì che sono dei giovani ragazzi che sono della quinta, credo del Cerletti, credo, no? Che stanno lavorando su delle app, no? In cui tu dici: lo metto dei sensori specifici nel mio vigneto, anziché fare 18, 20, 15 a seconda dell'anno trattamenti, ne faccio metà. No? Il che vuol dire che abbatti di metà l'effetto di bioresistenza, biopersistenza delle sostanze che buttiamo. No? Ultima cosa, perché lì invece noi veniamo da come dire, un uso del territorio, torno al PFAS, perché
sono sostanze di cui non sappiamo nulla, cioè stiamo monitorando che effetti hanno sul corpo, ma sono quelle tipiche sostanze che ci vorranno decenni per capire che danni faranno. Non sappiamo un piffero. Quindi anche quando trovate i dati medici, sono piccoli monitoraggi di cui non sappiamo la tendenza. Bioaccumulo, tessuti vanno negli organi, bim bum bam, interferenza dell'attività ormonale. No? Stiamo cioè tutti sperimentando cosa vuol dire una molecola inventata dall'uomo, no? Che non esiste in natura, e non sappiamo che rapporti può avere con le molecole organiche, virgola. C'è stata gente per 40 anni, le ha buttate e le ha scaricate nell'acqua, scaricando su di noi, come si fa sempre, i costi ambientali. Il costo ambientale deve essere un costo aziendale su cui lo Stato ti dà una mano, non può essere un costo che affronto io, cioè non puoi fare profitto e io pago le conseguenze sul mio corpo. Questa è una cosa secondo me inaccettabile, cioè è umanamente inaccettabile, perché non può essere che io, mio figlio, mio nipote, no, sopportano i costi di quello che tu non hai affrontato come azienda dal punto di vista della sicurezza. Questo è inaccettabile. Questo è una linea per terra. Tu che è un uomo di Stato, è uno di quelli che dice giochiamo attorno, ma questa linea è invalicabile. E la linea invalicabile è che tu non puoi scaricare sugli altri cose che non sai, no? Giocando sul profitto per impermeabilizzare il giubbotto, il teflon delle pentole, tu lasci i clorofluorocarburi sul corpo dei bambini. Cioè, ma capite che non può esserci un'umanità di questo tipo. Non è capitalismo. Cioè, questo è follia. Il capitalismo è un'altra cosa. Cioè, il profitto è un'altra cosa. Cioè, io ho dei costi ambientali, me li assumo, se sono troppo grandi o cambio attività produttiva, oppure con lo Stato concordo, perché sono anche posti di lavoro in gioco che vanno rispettati, concordo degli interventi, ma non scarico e fino al 2013 zitti e faccio finta di niente. Ma cioè, chi sei? Ma come produttore? Ma chi sei come uomo che fa profitto? Cioè, che testa hai? È come quello che io odio, no? Quello che, insomma, il pacchetto di sigarette è tuo, non puoi buttarlo per terra, non esiste questa roba qua. Ma chi sei nella testa? Come puoi pensare che non lo tieni perché sporca te, no? Lo butti per terra e non sporca l'ambiente? Ma che cazzo di te? Cioè, ma come fai ad avere questo tipo di formazione mentale? Cioè, non può essere una roba così, basta. Prendo coraggio, Prendo coraggio e sono davvero piacevolmente stupito dagli ultimi interventi di Hervas. Sono un suo lettore, perché siamo andati a toccare temi a me molto cari e per i quali sono molto sensibile, anche perché sono fortemente ipocondriaco, quindi il discorso che mi viene da fare è così ampio che vado in difficoltà, ma cerco di razionalizzarlo. Io da buon sardo, sono qui 23 anni, una delle cose che subito ha caratterizzato questo mio trasferimento un po' coatto è stato quello di cercare di farmi andare bene il Veneto, ed è stata difficile per me questa cosa, perché da buon isolano le radici erano maledettamente profonde, andavano giù nel mare addirittura, quindi è una delle prime cose che ho notato, pur apprezzando questa splendida terra di cui oramai sono figlio adottivo e per i quali 23 anni hanno lasciato e hanno un segno dentro di me indelebile che mi porta tutta la vita, è stato quella dei grandi confronti, fra questo quello della percezione dell'odore dell'aria. Dico una roba strana, però quando io scendo ad Alghero dal mio aereo sento il profumo del lentischio, del mirto, e non lo dico per dire, lo dicono in tanti, perché davvero lo percepisci, lo senti ancora, quindi ho questa grande fortuna. E come altrettanto quando vengo qui a Terro, a Treviso, a Venezia, fin dai primi tempi ho detto Madonna ma che aria, e nessuno di voi, dico voi generalizzando, non vogliatemene, la percepiva sta cosa. Cioè, ma come, non vi rendete conto? No, passavo per quello che purtroppo faceva notare le differenze nel negativo. Oggi non ho più una patria, perché quando vado in Sardegna sono il primo dei rompiballe che fa notare la sporcizia per terra che i miei amici sardi buttano con tanta nonchalance, e quindi il pacchetto da sigarette ho avuto anche problemi spesso e volentieri perché ho rischiato
e mi dicono che oramai sono diventato leghista oltre che nordista, cioè è un casino, non sto più bene né qua né là, insomma cerco di stare bene al meglio con me stesso. Detto ciò, la parte poi che avete toccato alla fine, che è quella di questo meraviglioso territorio pieno di viti, all'occhio non possono non saltare subito quando tu lo percorri, e di quindi trattamenti che vivendo a Susegana sento con una percezione che è diversa da tanti di voi. Io lo sento quando vado a camminare in alcuni periodi, lo sento, mi ha portato, come sempre accade, ad avere un contatto molto ravvicinato, perché quest'estate mi hanno spruzzato addosso malamente mentre ero in bicicletta, riempendomi con tanta nonchalance di quelle sostanze schifose. E quando ho parlato con amici che qui fanno vino, sono in tanti, mi hanno detto vabbè, ma il modello 4, non so manco di cosa stessero parlando, se della Tesla o dell'accidenti che mi hanno spruzzato addosso, per cui non dovrebbe farti del male. E poi comunque ha detto tu non puoi andare in giro in certi orari con la bicicletta perché sai che si spara. Quindi mi sono sentito ancora una volta fuori posto. Volevo fare questo intervento come testimonianza, non voglio una risposta, però è un po' uno sfogo personale, perché a casa non posso più dire niente contro il vento perché ho la moglie contro e quando vado in Sardegna ho tutti i parenti. È una vita difficile, però sì, ho voluto portare grazie. anche per la simpatia che nutro verso Herbas e i complimenti che faccio a lei perché ha fatto una conduzione perfetta. Senta, le faccio cosa detto dovrebbe diffidate dai condizionali, per i giornali sono la madre di tutti gli scusoni. Quando nei giornali trovate il condizionale vuol dire che è vero ma non si può dire, quindi quel dovrebbe insomma non va mica tanto bene. Fulvio? No, cioè, mi ha fatto molto piacere, insomma non aggiungo nulla perché quando facemmo insomma, il ragionamento col film, il libro sul Prosecco, ci siamo rotti la testa su queste questioni e sono questioni contingentemente immodificabili. Naturalmente io quello che confido che insomma che moriamo tutti, anche i grandi produttori, avranno dei figli che cresceranno su un'altra scuola. Allora, la speranza è che ci sia un cambiamento, no? Che un po' nei giovani si avverte, che è un cambiamento di mentalità. Però potrebbe anche accadere che viene una crisi talmente grave dal punto di vista economico che bruseremo legne, bruseremo carbone, capite? Perché anche lì abbiamo di fronte Non molta solo il incertezza. problema, come sempre, è soltanto uno, l'avete citato all'inizio, Skate. Certo. Sempre quello. Certo. Vale lo stesso, non dire chi è l'assassino. No. Sente? Volevo aggrapparmi a due cose che ha detto il signore. La prima appunto delle passeggiate, so che a Vidor c'è un cartello che sconsiglia di camminare d'estate nei vigneti, in un paese secondo me è abbastanza incredibile, in un paese anche patrimonio dell'UNESCO. E poi il signore è sardo e questa è una cosa che ho notato io quando sono tornato per fare il film, che spesso è l'occhio esterno che nota queste cose rispetto a chi ci abita in un posto. E volevo dire due cose, perché Stucchi, ho avuto questa idea, l'ispettore protagonista è per metà persiano e Hervas in qualche modo riesce a mettere questo sguardo, forse cioè, se l'hai fatto apposta, di mettere uno straniero nella sua terra. Finita la risposta così. No, però integro perché avrei anch'io una curiosità. Allora, normalmente si dice che il personaggio principale rispecchia l'autore e questa è una questione molto intima, per cui io faccio fatica a chiederti quanto Hervas c'è in Stucchi, per cui preferisco farti la domanda contraria. In cosa siete diversi? Che è un processo mentale anche difficile. No, beh, lui è sicuramente più paziente di quanto lo sia io, che sono invece potenzialmente un furioso. Per cui è uno che ti punzecchia con l'ironia, invece io quando parto purtroppo tendo anche a essere aggressivo, quindi insomma ogni tanto parto soprattutto su queste questioni qui di cui insomma, sono molto motivato e mi pare impossibile che uno non capisca, dopo un po' perdo il controllo delle cose. Dopodiché la cosa fondamentale è che insomma è come dire, è uno che non è ancorato, alle volte è come se fosse ancorato in tutto il mondo, non avesse nessuna ancora, no? Come se fosse una sorta di lui ha i suoi riferimenti, sono lo zio, insomma,
le vicine di casa, no? Però è uno che si muove un po', a differenza da me che mi ho bisogno di una serie di reti, è uno che si muove nel mondo come se tutti fossero parenti da un certo punto di vista, no? È una sorta di universalista da questo punto di vista. Mentre io nella vita sono un po' più, insomma, faccio fatica, cioè gli amici sono amici, e sapete che sono pochi, le persone degne che incontri nella vita, ma insomma, qui sono molto selettivo da questo punto di vista. Grazie. Altri? Prego. Ecco, visto che siete tornati a Stucchi, volevo farle una domanda, una curiosità. Sono stati trattati fino adesso argomenti molto profondi. Io volevo però dirle che quando leggo, io sono una fan proprio di Stucchi, li ho letti tutti. Mi ha colpito Commesse di Treviso perché c'è questa figura della commessa nata negli anni 70 a Treviso. Da lì ho iniziato e per me adesso Treviso non è più la stessa città. I negozi di tappeti sono quelli dello zio, per me c'è quello vicino alle mura, io lo identifico su quello. E volevo chiederle anche, per esempio, nell'ultimo, lei ha parlato della chiesa di San Francesco dei Frati. Non dico perché io l'ho già letto. Queste suggestioni, diciamo, di tipo artistico che io vedo, oltre a tutte quelle di cui avete parlato, io vedo molte appunto riferimenti artistici alla città, così. Sono dettate dal fatto che lei ha lavorato a Treviso. Volevo capire questa cosa così che descrive molto bene, almeno dal mio punto di vista. Allora, Ma soprattutto quella cosa che hai scritto che non diciamo, è vera o no? Tra l'altro, Questa era tremenda. tra l'altro quella cosa di San Francesco, perché sto seguendo un progetto di tipo artistico proprio nella chiesa di San Francesco e la stavo studiando in quel momento, quindi è stato proprio il coronamento, ho detto, che bello! Coincide. No, allora, è sicuramente una città bellissima, no? È una città che anzi negli anni bisogna dire è migliorata, nel senso che davvero si è pennellata meglio, il che significa che non solo le amministrazioni, insomma, nel tempo, ma anche i cittadini hanno un discreto rispetto della città. Questo però non ha come conseguenza che i trevigiani siano simpatici, cioè, che se do robe diverse. Sono sicuramente... Dopodiché io sono colpito dalle cose che mi colpiscono mentre cammino. E larga parte delle cose che racconto sono sempre cose in cui ho camminato. Quindi io devo aver visto e misurato. Io fondamentalmente resto un agronomo, il territorio va misurato a passi, no? E quindi quando racconto anche insomma, come raccontavo le colline del Prosecco, perché ho camminato, ho annusato, cioè, vedi, no? E per cui la zona di San Francesco, il ponte, no? Che è una zona meravigliosa, quando ti attraversi, ti fermi lì, ragazzi, cioè, è bellissima. Dopodiché, sì, non svelo nulla, è anche la chiesa che non tutti i trevigiani sanno, ha questi due figli, no? Quindi la figlia del Petrarca, la tomba, e la figlia il figlio di Dante Alighieri, perché quello, il concetto di figli che c'entra nel libro, però ricorda che è un'altra cosa storica, no? Perché i figli dei famosi sono la seconda linea, no? E Treviso è stata la seconda linea di Venezia, no? È stata un po' la sua polveriera, un po', ed è sempre stata, e quindi trovavo che una delle più belle chiese di Treviso avesse poi anche la seconda linea, tra virgolette, intellettuale, di grandi intellettuali d'Italia, che furono Petrarca e Dante. Mi pareva che questa cosa avesse, come dire, un eco profondo e raccontasse anche della città. Grazie. Altri? Prego. Porca vacca, qua siamo... Così tardi. Io porto la mia testimonianza, sono proprio un figlio della terra, no? Purtroppo. Io sono malato di Parkinson, che sono un figlio della Monsanto, mi chiamo figlio del Monsanto. Ero piccolo con mio padre, lavoravo le viti e quando ho avuto 5 anni, fino a 15 anni, io ho rotto le viti e mi sono mangiato tutta quella schifezza che ho rotto il Parkinson a 39 anni. Io sono 17 anni che ho il Parkinson
Però la mia terra l'amo lo stesso, in ogni caso, cioè, io non vivrei in altre parti, perché purtroppo così non do colpa a nessuno. Mi ritengo fortunato di essere nato in questa terra, e quindi così voglio per la mia testimonianza, che è tipo molto difficile per me parlare in questo ambito, quindi niente, questa è la mia testimonianza. Grazie. Intanto grazie al professore Erovas, perché questa volta gli faccio proprio una domanda da professore, in quanto ha citato lo strumento secondo me fondamentale per cambiare la mentalità, che è l'educazione. A un certo punto nel flusso del suo discorso è uscito questo aspetto. E volevo sapere, avendo lei appunto fino al pensionamento molto recente avuto a che fare con il nostro futuro tra le mani, come giudica i movimenti Friday for Futures, Greta Thunberg, cioè se effettivamente sono sentiti anche dai ragazzi o è soltanto una questione così di moda, ok, visto che appunto lei coi ragazzi ci ha parlato, e se la direzione che loro ci stanno indicando effettivamente apre delle speranze su una possibilità che la nuova generazione sia meglio di quella che l'ha preceduta. Grazie. Allora, naturalmente parlo, insomma, c'è una parte dei giovani che è, questo è sempre stato così, che ha un atteggiamento militante, no? Che è quella che poi fa i Friday, no? Che quindi è gente, a volte uno dice sì per marinare la scuola, ma ci sta, perché lo facevamo un po' tutti, però c'è una parte che davvero sente il bisogno di fare, no? Insomma, e anche di proprio dimostrare, no? È una componente ampia, non amplissima, però è la punta emergente di un iceberg molto più ampio, in cui tu davvero in classe puoi parlare di emergenza climatica o ti chiedono loro, in cui credo che 2/3 dei ragazzi sono sinceramente attenti, no? Perché? Perché ovviamente i giornali, le televisioni mostrano con grande frequenza queste cose e sono una generazione che ovviamente cresce con più drammi ambientali di quanti siano i Sanremo rispetto alla nostra generazione. Cioè, funziona proprio così, no? Nel senso che tu hai un'accelerazione degli eventi climatici, e qui ovviamente questo già basterebbe per dirci in che epoca viviamo, quindi un ragazzo, mentre io ogni anno a Sanremo, questi qua ogni 3 mesi hanno l'aumento degli uragani, le piogge disastrose, Vaia, che è stata una cosa che durerà per decenni. Quindi dal punto di vista delle informazioni, poi la sensibilità che ti fai, come probabilmente la generazione che vivrà, immaginate, in Ucraina tutti i giorni con documenti sulla guerra, capite che come cambia? Quindi è il mondo stesso che fornisce alla sensibilità informazioni su cui plasmarsi. Le risposte dipendono un po' dai militanti e un po' dagli adulti che si assumano, parlo per insegnanti di scienza per esempio, che si assumono la responsabilità di fare quello per cui siamo anche pagati, cioè proprio dei buoni cittadini. Noi non siamo solo pagati, cioè la scuola non è stata inventata per dare lavoro a noi e ai bidelli. No, la scuola è stata inventata perché l'istruzione viene riconosciuta dalle società avanzate come uno strumento importante di formazione. Quindi io mi sento pagato anche per intervenire come abbiamo fatto, sull'analisi delle arie che respiriamo. L'ARPAV fa quotidianamente dati sulla qualità dell'aria. Beh, noi in periodo con i ragazzi, sulla loro richiesta, abbiamo seguito sui siti dell'ARPA e ti viene un colpo. Ti viene un colpo. Quindi un ragazzino, senza chiacchiere, no? Vede, no? Superato per 37 giorni, 38 giorni, 30, i parametri di legge. La respiriamo. Quindi nella vita facciamo 12, 16, 15 respirazioni consecutive ogni minuto e uno si rende conto di cosa butta dentro. Non devi fare discorsi sui verdi e sul Parlamento italiano. Cioè, questo è quello che te respiri, punto. E lì ma devi avere un insegnante che ovviamente sa un po' di cose e si assume un lavoro, un compito civile.
non voglio offendere nessuno, ma oggi la parte di carenza nella scuola italiana sono un po' insegnanti di storia italiana e un po' insegnanti di scienze. Gli altri ma le tre grandi aree formatrici sono le materie scientifiche, poi matematica, ma fisica, e chimica e biologia, l'italiano perché gli dà strumenti di lettura, si leggono pochissimi giornali, bisogna farci un lavoro più forte io rompo sempre le scatole, cioè c'è una sproporzione di programmi di italiano e la storia non arriva mai, la storia di adesso si ferma a prima guerra mondiale, raramente accenna alla seconda guerra mondiale, si passa 80 anni. Capite che un ragazzo non ha strumenti non solo per capire questa idea che si capisce il passato, lo puoi dire giocando a buree, perché non funziona così, perché se avessimo imparato dal passato non faremo le cazzate che facciamo, è una sciocchezza che ci diciamo. Si parte dall'esperienza adesso e vado a capire la filiera, ma non il contrario. Studio i romani 4 volte sperando che i romani mi permettano di capire nel 2022. Capite che siamo fulminati dal punto di vista cognitivo, cioè siamo fulminati, non funziona così, nemmeno la nostra vita quotidiana funziona così, no? Quindi questo è un errore ovviamente che per una scuola che è vecchia da questo punto di vista, no? Quindi ci sono anche degli insegnanti che devono sapere che devono assumersi le responsabilità formative, devono saperlo, quindi i programmi cioè non esistono più i programmi, la scusa degli insegnanti. Possiamo fare dei progetti di approfondimento con il Dipartimento che vengono accettati, nessuno rompe scatole e possono essere costruttivi. Ci sono scuole che lo fanno, scuole che non lo fanno, e che si è ancora fermi a Manzoni per la 6ª volta della vita ai fioi. Capite che... Cioè, Grazie. Basta. Grazie. C'è spazio per un'ultimissima domanda? No. Niente, il nostro tempo è finito, che detta così non suona neanche benissimo, ma insomma ci siamo capiti. Grazie a tutti, ancora un applauso a Hervas.